quasi 2 settimane dall'aggressione da parte del 53enne che poi si è tolto la vita, torna a parlare l'avvocatessa di Oderzo che ha rischiato di essere uccisa. È impossibile per ora tornare in studio, racconta e lancia un appello: lavorare perché le solitudini non sfocino in atti di violenza. Escrementi di animali lasciati sull'altare del capitello dedicato alla Vergine di Guadalupe in Borgo Furo a Treviso, sdegno e sconcerto tra i fedeli per quanto accaduto ieri. Ultimo sabato elettorale a Treviso, prima del voto in città il ministro Giorgetti a supporto di Mario Conte e Maria Stella Gelmini per Niccolò Rocco. Il rischio di perdere i fondi del PNRR scalda la campagna elettorale e domani arriva Elly Schlein. Una coppia di Rosà arrestata dai carabinieri, sono accusate di furti in abitazione commessi a Gaierine. Hanno preso servizio in questi giorni 23 giovani nuovi carabinieri che rinforzeranno il presidio di sicurezza nella Marca, tra questi ci sono 6 donne. Castelfranco Veneto ospita il progetto europeo VAR Cities, natura e tecnologia si uniscono per il benessere a Villa Bolasco. Domani in diretta dalle 11 su Antena 3 la staffetta dell'umanità, una grande marcia per la pace organizzata dal giornalista Michele Santoro che unirà le regioni italiane in 8 tappe. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Treviso. Dunque in primo piano torniamo a parlare, lo ricorderete, della drammatica vicenda dell'avvocatessa di Oderzo Mary Zorz, aggredita a coltellate dal cliente che poi si è tolto la vita. Torna dunque a parlare a quasi 2 settimane da quel giorno terribile. Lo ha fatto nella nostra prima edizione questa mattina, raccontando la sua situazione oggi e lanciando anche un appello importante. Se posso mandare un appello, l'unico appello che posso mandare, che possa essere utile questa esperienza, facciamo rete attorno alle persone sole, perché veramente nell'ultimo periodo sono sempre di più i casi di solitudine, gente che si porta dentro traumi che non emergono se non quando sfociano in questi casi di violenza. Possa servire a ridurre la solitudine, la deriva di chi rimane solo, quello che è accaduto a lei. Ospite a prima edizione l'avvocatessa opitergina Mary Zorz, accoltellata il 24 aprile nel suo studio da un cliente che si è poi tolto la vita, si appella alle realtà istituzionali e sociali di ogni livello. Occorre stare accanto a chi, come il 53enne Giuseppe Silvestrini, si ritrova da solo con un fardello troppo pesante da portare, come la cura dei 2 fratelli disabili. Si commuove Mary di fronte alle immagini del funerale. Io spero che questo possa essere, almeno questo, di aiuto per coloro che, per quelle comunità che hanno, e ce ne sono tantissime perché nel mio lavoro ne vedo tanti, comunità che hanno questi casi. Alle esequie del suo aggressore ha preferito non essere presente. Ci sarei tanto voluta andare, nel senso che era giusto, sarebbe stato giusto anche per me vederlo lì, ma in realtà era il suo addio e quindi andava bene così, non ci dovevano essere giustamente clamori attorno a quel funerale. La mano fasciata, un nervo reciso che difficilmente recupererà. La professionista ancora non è tornata al lavoro e per adesso preferisce non farlo. In terapia da uno psicoterapeuta risponde così quando le si domanda come stia ora. Non posso dire di stare bene perché a parte le ferite fisiche che comunque si sentono, il ricordo, la presenza della violenza che ho subito è quotidiana, costante, in ogni momento della giornata. Era convinta di morire Mary quella mattina, lo sentiva chiaramente. Quella doveva essere la mia morte. Lei pensava di morire in quel momento? Sì, sicuramente sì, quella era la morte però non morivo. Io dicevo ok, sto morendo, ma non morivo. E anche lì probabilmente è stato incapace di uccidere. Incapace di farlo, anche se la sua volontà, dice l'avvocatessa, era quella, senza un motivo scatenante, aggiunge. Non c'era niente si è scritto tanto, ma non c'era una vicenda giudiziaria, era solo una pratica amministrativa da risolvere ed era stata pure risolta, perché pochi giorni prima aveva firmato. Ma quei mostri che sono usciti quel weekend erano probabilmente imprevedibili, non so, non mi capacito ancora, un giorno forse una risposta ce l'avrò. Dal tentato omicidio di Oderzo al duplice omicidio di Paese la prossima settimana. L'autopsia sui corpi delle vittime, mentre il Comune pensa a lutto cittadino nel giorno dei funerali. Intanto si continua a cercare di capire perché.
Mio padre non è mai stato aggressivo con noi o con la mamma. C'è voglia di proteggersi in quel nucleo familiare sconvolto suo malgrado dall'orrore. Il figlio più grande di Elvira rigetta la descrizione del padre Massimo Prestin come di un violento fatta dal fratello Giancarlo e dal nipote Davide. Piuttosto parla di un uomo che si teneva tutto dentro e che alla fine è esploso improvvisamente nel duplice omicidio che ha scioccato paese. Dopo aver parlato di un fantomatico complotto contro di lui, si è chiuso nel silenzio. Il suo legale, Annalisa Zanin, sta per chiedere una perizia psichiatrica. Intanto, la prossima settimana, l'autopsia sui corpi di Lino Prestin e Rosanna Trento dovrà fornire ulteriori elementi alla ricostruzione di quella che a tutti è sembrata un'esecuzione fredda e spietata, a partire da chi in quel momento era proprio a 2 passi dal killer, come Martina Sandre, moglie del fratello dell'assassino, chiamata da un maledetto destino a rivivere un'altra terribile tragedia, lei che 3 anni fa perse la mamma Fiorella, uccisa nel rogo di Castagnole assieme all'amica Franca Fava, vittime del piano diabolico di Sergio Miglioranza. Dolore che si aggiunge al dolore, per tutti. Prima io, adesso di nuovo, soprattutto per i miei figli, perché stanno lì vivendo di nuovo un'altra tragedia che non se la meritano così giovani, capito? Specialmente più piccola, che ha 14 anni e in 3 anni ne ha già viste di brutte purtroppo. Prima della nonna, perché ogni sabato ci vedevamo per la spesa, questo e quell'altro. Lui soprattutto ancora di più, perché se vedete c'è pure il nome tatuato sul braccio, quindi, perché me l'ha cresciuto quando io lavoravo, quindi dovete capire questo, oltretutto un'altra mancanza importante. Escrementi di animale, forse di un cane, lasciati sull'altare del capitello dedicato alla Vergine di Guadalupe in Borgo Furo a Treviso. Sdegno e sconcerto tra i fedeli in queste ore per quanto accaduto ieri, ad accorgersene coloro che in questo mese dedicato alla Madonna di sera si ritrovano intorno al capitello proprio per recitare il rosario. E soltanto qualche giorno fa è accaduto un fatto simile all'antica pieve di Bigonzo a Vittorio Veneto, quando escrementi anche in questo caso erano stati trovati all'interno della chiesa. Caccio ovviamente ai vandali che hanno appunto lasciato questi escrementi, ovviamente scioccando i fedeli della zona. Nuovo colpo, siamo ancora alla cronaca della banda che in queste settimane sta colpendo a ripetizione le sale slot del territorio. All'alba di ieri i malviventi hanno infranto la vetrata della sala slot di via Serenissima Silea. Una volta dentro si sono impossessati di alcune migliaia di euro contenute in una decina di slot machine. Sono poi fuggiti attraverso un varco nella recinzione prima dell'arrivo della vigilanza privata e delle pattuglie dei militari dell'Arma che ora indagano sulla vicenda anche per capire se si tratta della stessa banda che ha colpito anche in precedenza sempre le sale slot. A Rosà invece nel Vicentino ancora carabinieri in azione per bloccare una coppia che aveva commesso alcuni furti nel Trevigiano a Gaiarine. Complici non solo nella vita. Arrestata dai carabinieri una coppia di Rosà, un uomo di 61 anni e una donna di 42, per pregressi furti in abitazione. 2 anni e 4 mesi di reclusione, oltre che 700 euro di multa. Sentenza di condanna che arriva dal Tribunale di Treviso. La coppia infatti è colpevole di 2 furti in abitazione a Gaiarine nell'aprile del 2018. Stesso giorno, 2 case e diverse strategie di infrazione. La prima volta infatti la coppia si è introdotta dalla porta del garage, lasciata accidentalmente aperta dai proprietari dell'abitazione. Nella seconda casa invece forzata la finestra della cucina. La coppia viaggiava a bordo di un'utilitaria intestata a un prestanome. In entrambi i colpi, dopo aver messo a soqquadro diverse stanze degli appartamenti, sottratte borse, contanti per qualche centinaia di euro, documenti di identità, telefoni cellulari, libretti di assegni e vari effetti personali. Dopo l'arresto da parte dei carabinieri, il 61enne sconterà la sua pena al carcere San Pio X di Vicenza. La compagna invece è destinata al carcere di Montorio. A proposito dei carabinieri, hanno preso il servizio in questi giorni 23 nuovi carabinieri che rinforzeranno il presidio di sicurezza nella Marca. Tra questi ci sono anche 6 donne. Io sono il carabiniere Nigretti Adriana e sono arrivata da poco alla stazione di Roncade in provincia di Treviso. Da Torino alla Marca, questo è il percorso di Adriana, uno dei 23 nuovi carabinieri che da qualche giorno hanno preso servizio nel Trevigiano. Poderoso rinforzo per la sicurezza del territorio. Giovanissimi tra i 19 e i 21 anni, neopromossi del 141esimo corso formativo proveniente dalle scuole allievi di Iglesias, Torino, Roma, Taranto, Campobasso e Reggio Calabria. Svolgeranno il previsto quadriennio di ferma volontaria per poi passare in servizio permanente. Allontanarsi da casa fa sempre un certo effetto, però allo stesso tempo sono felice perché sto facendo quello che sognavo di fare da sempre e adesso posso fare proprio quello
che ho sempre immaginato, che a scuola ho visto, ma adesso posso mettere in pratica tutto quello che ho imparato. Dei 23 militari, tra loro 6 donne, 4 assegnati in particolare alla stazione di Treviso, 2 quello di Riese Pio X Paese e Valdobbiadene, i restanti rinforzare altri presidi dell'Arma. Sono dei carabinieri giovani ma già formati sia dal punto di vista militare ma anche tecnico-professionale, pronti ad essere impegnati direttamente, impiegati sul territorio. Un territorio presidiato ora da circa 700 carabinieri, tra questi 40 donne. Trovi maggiori difficoltà rispetto ad un ragazzo per questo tipo di servizio? Sinceramente al momento non ho riscontrato nessuna difficoltà perché una donna è capace quanto un uomo di poter svolgere questo lavoro, quindi anche la nostra presenza ritengo sia fondamentale. Adesso apriamo la pagina politica e lo facciamo ricordandovi un appuntamento importante di lunedì, lo ricorderemo anche domani perché a pochi giorni dal voto, lunedì sera dalle 21:15 ci sarà una puntata speciale di Ring da Mario Conte a Giorgio De Nardi, da Niccolò Rocco a Maurizio Mestriner a Luigino Rancani. 5 candidati sindaco di Treviso infatti si troveranno a confronto faccia a faccia con Ferdinando Avarino. L'ultima sfida prima del voto. Appuntamento dunque da non perdere lunedì dalle 21:15 con Ring. Il confronto, la sfida di Treviso sarà proprio su Ring lunedì sera. E allora apriamo la pagina della politica e delle elezioni. Come dicevamo in questi giorni i big a Treviso, ieri abbiamo visto Calenda, oggi il ministro Giorgetti e Maria Stella Gelmini. Partiamo proprio dal ministro Giorgetti che è arrivato a tirare la volata finale a Mario Conte. Ovviamente al centro del confronto c'è il tema del PNRR. I fondi arriveranno se vengono rispettati i tempi. Il tema dei fondi del PNRR e le preoccupazioni dei comuni al centro dell'incontro con il ministro all'economia e finanza Giorgetti a Treviso per sostenere la corsa di Mario Conte per la riconferma a Cassugana. A Treviso il piano attribuisce 125 milioni di euro destinati a cambiare il volto di diverse aree della città, dall'ex Salsa all'ex Macello, solo per citare 2 esempi. La preoccupazione che i ritardi di alcuni soggetti attuatori finiscano per penalizzare anche i comuni virtuosi è già stata sottolineata più volte da Conte. Chi rispetta i tempi, i fondi sono stati promessi e rientrano ampiamente nelle procedure e quindi li avranno. Certo, il problema di quei soggetti attuatori che per diversi ordini di ragioni non riescono in qualche modo a mettere a terra i progetti è un qualche cosa che richiede un intervento supplementare di sforzo magari da parte dello Stato e appunto anche la disponibilità a mio giudizio della Commissione europea a valutare oggettivamente quelle che sono state le difficoltà proprio di partenza di questo piano. Altro tema, quello del nuovo rialzo dei tassi di interessi deciso dalla BCE che avrà ripercussioni su famiglie e imprese. Noi in qualche modo ci dobbiamo e siamo preoccupati di quelle che sono le conseguenze sulle famiglie e anche sull'economia reale perché poi la limitazione del credito alle imprese è un tema che ovviamente ci preoccupa moltissimo. A Santa Caterina, di fronte alla platea di militanti e big del Carroccio, il ministro risponde anche agli interrogativi di diversi imprenditori, illustrando le misure prese con il decreto lavoro, dal ritorno dei voucher alla riforma del reddito di cittadinanza. Chi gira sul territorio e parla con le realtà e con gli imprenditori si sente ripetere la gente dice no, io vengo a lavorare in nero perché ho il cittadinanza, se vuoi vengo in nero quando voglio io, no, questa cosa qua deve finire e finirà. Il tema del fondi del PNRR è al centro anche dell'incontro con la vice segretaria di Azione Maria Stella Gelmini che era appunto a Treviso per sostenere la candidatura di Niccolò Rocco. Sono molto felice che venga Maria Stella Gelmini perché lei è stata il ministro che ha seguito il PNRR con gli enti locali. Oggi sappiamo che c'è una difficoltà nella spesa da parte dei comuni, per cui noi vogliamo essere molto responsabili. Per quanto riguarda il PNRR abbiamo chiamato la persona che più di tutte ha lavorato per fare in modo che i soldi arrivassero sui territori. Ultimo sabato di campagna elettorale, dopo Carlo Calenda a sostenere la corsa a sindaco di Niccolò Rocco, arriva la senatrice Maria Stella Gelmini ed affronta il tema PNRR con atteggiamento pragmatico, oltre le beghe tra destra e sinistra, perché dice sarebbe assurdo restituire le risorse. Non è il piano di questo o quel governo, ma il piano del Paese.
Quindi come azione, come Italia Viva, Terzo Polo, noi continuiamo insieme a lavorare dai banchi dell'opposizione per dare il nostro contributo. Lo abbiamo fatto con Carlo Calenda, strappando al ministro Fitto l'impegno ad utilizzare una parte delle risorse del REPower per Industria 4.0. Noi pensiamo che l'Italia su questo si gioca una fetta importante della sua credibilità, oltre che risorse, investimenti senz'altro, ma anche riforme, e quindi sfidiamo il governo su questa base, sulla base di un impegno che tutti abbiamo preso con i cittadini di fare i loro interessi, e quindi l'interesse dell'Italia oggi è recuperare la terza tranche di finanziamenti del PNRR e soprattutto fare le riforme. Oggi è stato anche il giorno della presentazione delle liste del Movimento 5 Stelle, ma lo vediamo subito dopo la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso. Dunque continuiamo con la pagina elettorale, la pagina politica. Parlavamo dei big, ieri Calenda, oggi Gelmini per il Terzo Polo, oggi anche Giorgetti per Mario Conte. Una settimana fa c'era stato Giuseppe Conte per il Movimento 5 Stelle, la prossima settimana per il Movimento 5 Stelle ci sarà anche Chiara Appendino a Treviso. Intanto oggi il Movimento 5 Stelle ha presentato la sua lista e il candidato sindaco Mestriner ha parlato anche dell'aggressione subita proprio da Giuseppe Conte in un comizio ieri. La nostra solidarietà al Presidente Giuseppe Conte, che si è dimostrato una grande persona, perché dopo l'accaduto, come non avrebbe fatto secondo me nessun altro, si è proposto per andare a parlare con quella persona, per capirne le motivazioni e per confrontarsi in maniera civile. Solidarietà dal candidato sindaco di Treviso del Movimento 5 Stelle, Maurizio Mestriner, a Giuseppe Conte dopo lo schiaffo ricevuto da parte di un Novax a Massa. Nel giorno della presentazione delle liste, i 5 Stelle ricordano come l'ascolto di tutti sia il carattere distintivo del movimento. Si presentano uno ad uno i candidati delle liste che sostengono Mestriner nella corsa alla carica di sindaco. Presentate proposte e piani per la città di Treviso. E ci presentiamo ai cittadini con un programma che riteniamo veramente vasto e completo per andare al sodo con idee e contenuti che vengono fuori poi dagli anni che abbiamo trascorso in piazze e per le strade a parlare con i cittadini dei loro problemi e quindi delle soluzioni migliori da attuare velocemente per riportare Treviso ad essere una città viva. Dare servizi alle famiglie, ripopolare il centro cittadino, rendere accessibili per i giovani gli alloggi, migliorare il trasporto pubblico, asili nido e mobilità green, i temi toccati dal programma sostenuto anche dall'onorevole Cappelletti, da cui arrivano dure critiche al governo e al decreto lavoro. Certo, hanno tagliato di qualche punto il cuneo fiscale, purtroppo molto di più di quello che verrà risparmiato sul cuneo fiscale dovrà essere pagato sulle bollette, perché hanno reintrodotto tutti gli incentivi sulle bollette. Insomma, è un disastro da tutti i punti di vista, il vento sta cambiando, presto arriverà anche qui in Veneto. Domani ci sarà invece Elly Schlein a Treviso per sostenere il candidato del centro-sinistra Giorgio De Nardi. A proposito del Partito Democratico, la capolista Antonella Tocchetto ricorda ancora una volta come la vera emergenza sia quella del sociale. Le nuove povertà in crescita coinvolgono anche la classe media, con le famiglie che non riescono più a sostenere le spese per bollette, mutuo. Qui la situazione, lo vedo anche negli studi legali, è veramente drammatica, perché abbiamo spese condominiali più o meno 8-9 mila euro, arretrate di 2 anni vuol dire 16 mila euro. Per chi non lo sapesse, lo sfratto può avvenire non solo se non si paga il canone, ma anche se non si pagano le spese condominiali. Ci sono tantissime persone che sono sotto sfratto perché magari riescono a pagare il canone di 150-200 euro ma non pagano le spese condominiali, non possono staccarsi dall'energia, quindi stare anche al freddo, perché come diceva bene anche Manera, purtroppo ci sono vecchi condomini vetusti e non tutti sono riusciti a cambiare le caldaie, soprattutto le case ATER, che in molti casi hanno il riscaldamento centralizzato. E poi c'è tutto il problema di quelli che non riescono a pagare l'affitto o il mutuo. Chi non paga il mutuo ha le case all'asta. La situazione è drammatica, ma la cosa più grave non è che sia una situazione relegata a vecchie povertà, cioè
persone che vivono con il reddito di cittadinanza, persone che hanno pensioni minime. No, qui abbiamo la classe media che comincia ad avere sfratti o case all'asta. Chi siederà a Casugana a giugno dovrà mettere come primo punto all'ordine del giorno una somma considerevole del bilancio a tutela delle nuove povertà e quindi ampliare il sociale. Importante intervenire per calmierare gli effetti dell'inflazione, afferma il coordinatore provinciale di Coraggio Italia, Raffaele Baratto. Coraggio Italia è all'interno della lista Con Te nel centrodestra a sostegno di Mario Conte. Un Baratto che commenta gli interventi annunciati proprio ieri per voce del sottosegretario Massimo Bitonci proprio a Treviso. Questo oggi è un problema davvero importante. Credo che anche questo aumento di tassi di interessi che sta facendo la Banca Europea bisognerebbe stare un attimo più attenti, anche perché è il momento non è proprio così roseo. Anche io vedo certe aziende che hanno qualche problema oggi, per cui bisogna iniziare a guardare anche a questo, a dare un aiuto importante alle famiglie, ma soprattutto anche alle imprese, perché quel diciamo, momento di crescita che è stata molto forte, che è stato il dopo Covid, oggi sta rallentando. Ci sono settori che davvero stanno rallentando in maniera molto forte. Allora bisogna tanta attenzione. Per cui se la proposta che sentivo fare dal sottosegretario Bitonci andasse avanti sull'azzeramento dell'IVA su certi prodotti, ben venga. Però se questa magari non trova un accordo a 360 gradi, qualcosa sicuramente bisogna intervenire, perché le famiglie ne hanno assolutamente bisogno, anche perché se noi diamo tranquillità sia alle famiglie che alle imprese, in questo momento credo storico, credo che sia davvero molto importante. Ancora la campagna elettorale, parlavamo dei big, la prossima settimana per il Popolo della Famiglia ci sarà a Treviso giovedì Mario Adinolfi, leader nazionale del Popolo della Famiglia. Intanto il candidato consigliere del Popolo della Famiglia Giuseppe Bisetto, da residente di San Giuseppe, quartiere che ospita lo scalo dell'aeroporto Canova, affronta il tema del contenimento dei voli proprio dell'aeroporto. Sentiamolo. Vorrei anche sapere quanti voli, quanti aerei, se è vero il dato dei 21.000 all'anno, dovrebbero essere 19.000, invece hanno superato i 21.000 l'anno scorso, se è vero questo dato oppure no. Però è anche altrettanto vero che tutte le città in Italia vorrebbero avere un aeroporto, quindi questo è quello il problema. Però ecco, quello di moderare la presenza dei voli, ecco, secondo me ha un senso fondamentale, perché ricordo durante la pandemia, quando si usciva per San Giuseppe, si andava in giro magari con il cane, si sentiva gli odori, i profumi dei fiori, dell'erba. Adesso non si sente più niente, perché ci sono i fumi degli aerei, dei 21.000 aerei che scendono, salgono. Quindi c'è un grossissimo problema su cui evidentemente bisogna pensare, ma c'è anche da pensare a una ristrutturazione. È stato ristrutturato la hall dell'aeroporto, ma bisognerebbe anche pensare al vicino, all'altro aeroporto di Canizzano, quello militare. Che senso ha quell'aeroporto lì, fermo lì? Non è pensabile poter allargare in modo che ci possa essere uno spettro più ampio, ecco. E poi questa domanda, che senso ha l'aeroporto, credo che dobbiamo chiedere agli amici di Quinto, perché scendono e salgono soprattutto dalla parte di Quinto, dove evidentemente il disturbo è enorme. Le immagini che stava commentando Bisetto in diretta erano quelle del sit-in di Europa Verde, organizzato proprio davanti alla Canova in questi giorni. Siamo qua per ribadire la necessità di ridurre l'impatto ambientale dei voli dell'aeroporto di Treviso sulla città. I cittadini di Quinto e di Canizzano e Sant'Angelo non possono continuare ad avere questi livelli di inquinamento dell'aria e di rumore.
Sit-in dei militanti di Europa Verde martedì all'aeroporto Canova per porre l'attenzione sui danni che il masterplan prospettato per l'ingrandimento e l'aumento dei voli da Treviso crei danni all'ambiente e alla cittadinanza. L'aeroporto c'è, chiaramente il Comune non potrà eliminarlo, però siamo contrari ad ogni tipo di ampliamento. Vogliamo che le regole sulla tutela del rumore e dell'inquinamento atmosferico vengano rispettate. Il Comune questo può farlo e deve farlo. Inquinamento acustico e atmosferico al centro delle contestazioni. I candidati consiglieri e organizzatori del sit-in mettono in guardia anche sull'importanza della tutela dell'ecosistema del Parco regionale del Sile, che il costante sorvolo di aerei mette a rischio, ma non solo. Siamo qui anche per ribadire la necessità di utilizzare mezzi alternativi all'aereo, quindi soprattutto la mobilità su rotaia. E allora adesso parliamo di ambiente ma anche di benessere e di tecnologie. Lo facciamo andando nella meravigliosa cornice di Villa Bolasco a Castelfranco. Porte aperte del giardino di Villa Revedin Bolasco alla cittadinanza, decretato nel 2018 il parco più bello d'Italia. Una vera e propria oasi di benessere per chiunque voglia passeggiare, ma anche semplicemente godere del fresco, del canto degli uccelli sugli alberi, del colore dei fiori nei laghetti. Lo spazio ospita in questi giorni il progetto europeo Varsitis, che vuole mettere in luce gli effetti terapeutici di un'area verde. Sì, questo è un grosso progetto europeo che infatti ha una durata di 5 anni e veramente unico nel suo genere, creare delle città che siano più vivibili, che contribuiscano al benessere della popolazione e attraverso il contatto con la natura e la tecnologia. L'Italia è rappresentata dal Comune di Castelfranco Veneto, assieme a Eurac Research e dal gruppo composto da Università di Padova e Unismart. Ascoltare dei rumori, di inalare dei profumi, di vedere del verde. L'insieme di queste cose danno del benessere che scientificamente dirà che abbassa la pressione piuttosto che ridurre la frequenza cardiaca. Li stanno testando i ragazzi qui, quindi un momento veramente importante per la comunità tutta. Dietro al progetto, finanziato dall'Unione Europea, c'è la volontà di ridare senso e benessere agli individui con una particolare attenzione ai soggetti fragili. Quello che stiamo cercando di fare nel progetto Varsitis è fondamentalmente quello di quantificare gli effetti neurofisiologici dell'esposizione all'ambiente naturale su pazienti con malattie di Alzheimer. Questa è una panchina smart, una delle 4 progettate all'interno del parco. È una panchina che una volta seduti monitora il numero di sedute e permette anche, grazie all'utilizzo di dei sensori, di comprendere quali piantumazioni offrono meglio una qualità della vita ai cittadini del parco. A contribuire a migliorare il benessere e anche la musica, ad accompagnare la proposta dei quartetti d'archi e di fiati del Conservatorio di Musica Agostino Steffani. Abbiamo qui portato alcuni studenti che stanno eseguendo della musica all'interno del parco, un posto meraviglioso e si abbina, credo, perfettamente il suono con i colori, con la natura. E poi c'è l'ambiente da pulire come il Piave. Stamane la raccolta dei rifiuti, come ogni anno, organizzata da Savne e dal comune di Ponte di Piave. La raccolta inizia dal Piave? Sì, inizia dal Piave perché abbiamo trovato diversi rifiuti che sono proprio legati a chi passa, magari si ferma a fare picnic ma poi ci lascia qui tutti i rifiuti. Plastica e bottiglie di vetro e addirittura una bombola. Sono svariati i rifiuti raccolti da una trentina di volontari per la giornata di pulizia straordinaria del fiume Piave, promossa da Savno e dal comune di Ponte di Piave. Abbiamo anche trovato situazioni di pannoloni lasciati lì, abbandonati all'interno del fiumiciattolo della Negrigia, che poi sfocia naturalmente qui sul fiume Piave. Credo che anche per i cittadini, non solo residenti, ma anche per chi viene da fuori, mi sento di dire che possono venire sul nostro territorio, ma portarsi via i rifiuti, soprattutto per il rispetto che devono avere di un fiume sacro alla patria. Assieme ai volontari un centinaio di alunni dell'Istituto Comprensivo. I rifiuti possono essere pericolosi, quindi bisogna
bisogna avere i guanti e le mani protette. Si cerca di dare un segnale sull'importanza della tutela dell'ambiente per la salvaguardia proprio del nostro ecosistema. La raccolta non si è limitata solo al Piave. Questa è la fase della pulizia del Crefosso, appunto nella rete idraulica secondaria all'interno di Ponte di Piave, di grossa criticità, perché naturalmente nel momento in cui vengono impostati questi rifiuti anche da cittadini pontepiavensi o da chi transita in questa zona, sicuramente va a bloccare il deflusso delle acque. Ed è un grosso problema, perché se voi vedete tutti questi rifiuti all'interno del fosso, nel momento in cui arriva un'ondata, una bomba d'acqua, l'acqua non ce l'abbiamo solo sul Piave, ce l'abbiamo in tutto il centro del paese. Ai bambini si sono impartite varie attività ludiche, anche insegnando a pescare. Ciclo dell'acqua, chimica dell'acqua, micro e macrobiologia, e infine abbiamo fatto anche un piccolo gioco della pesca, appunto per far sì che i bambini possano avere il rispetto, capire cosa vuol dire l'ambiente, avere rispetto per l'ambiente. Domani parliamo della prima edizione di domani, che inizierà eccezionalmente, non come solitamente alle 12 ma alle 13, al termine di un evento nazionale che Antena 3 trasmetterà in diretta dalle 11, la staffetta della umanità, una grande marcia per la pace organizzata dal giornalista Michele Santoro. Prima di tutto ben trovati, mi conoscete, sono Michele Santoro e voglio innanzitutto ringraziare questa televisione, perché grazie a questa televisione se voi domenica mattina potrete seguire lo svolgimento della staffetta dell'umanità. 4.000 chilometri articolati attraverso 8 tratte: Bolzano-Roma, Aosta-Roma, Palmanova-Piazzola sul Brenta, Camerino-Assisi, L'Aquila-Roma, Bari-Policoro, Messina-Isola delle Correnti, Cagliari-Porto Scuso. Obiettivo: arrivare a 4.000 portabandiera in tutta Italia. Il vessillo è quello arcobaleno della pace. Partecipazione gratuita, solo la volontà di ribadire il no alla guerra. È la staffetta dell'umanità che domani dalle 11 si snoderà lungo la penisola e che Antena 3 trasmetterà in diretta fino alle 13. Un passaggio di consegne tra i partecipanti tramite GPS unirà il paese per un evento organizzato tramite l'applicazione Servizio Pubblico del giornalista Michele Santoro, che da strumento digitale di approfondimento si è trasformato in poche settimane nella piattaforma per organizzare una vera e propria marcia della pace. È una strada che ha tracciato la rete dei cammini ed è volutamente difficile, perché non passa da tante città dove il movimento per la pace è più forte. Ma col vostro aiuto la bandiera della pace supererà tutte le montagne. Prima di tutte la montagna dell'indifferenza. In questo caso la rete e le televisioni locali faranno il servizio pubblico che la RAI e i grandi giornali hanno smesso di fare. Appuntamento dunque dalle 11 di domani su Antena 3. Per questo, eccezionalmente, la nostra prima edizione tradizionale delle 12 inizierà alle 13, alla fine dell'evento. Una manifestazione che vuole andare oltre le ideologie e le polemiche. Ci chiamano putiniani, mentre la verità è una sola. La verità è che non c'è nemico più grande della guerra. Quindi seguiteci su questa rete, domenica, dalle 11 alle 13. Vi aspetto e ci tengo a ringraziarvi comunque la pensiate con tutto il cuore. Dunque l'appuntamento, lo ribadisco anch'io, dalle 11 alle 13 e poi ci sarà la nostra prima edizione della domenica. Adesso andiamo nel Bellunese. E torniamo a parlare di Olimpiadi 2026, gli ultimi aggiornamenti. È andata benissimo, abbiamo definito il piano degli investimenti e direi che insomma, ci sono tutti quegli investimenti, ad esempio per quanto riguarda Cortina, la variante di Cortina con i suoi 3 stralci, la variante di Longarone e poi ovviamente definite tutte quelle che sono le opere sportive necessarie perché i giochi ovviamente si possano realizzare. Parole dette dal presidente della regione fuori da Palazzo Chigi. Attenzione ovviamente soprattutto per Cortina, ma benefici anche per Longarone, snodo imprescindibile salendo verso la perla delle Dolomiti. L'appuntamento si avvicina. A valle non si dorme. Il lunedì in comune a Belluno, promosso da chi di Olimpiadi ne sa per averle vissute e anche vinte,
si svolgerà un tavolo teso proprio a parlare delle prospettive relative alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un tavolo per le Olimpiadi e Paralimpiadi che saranno svolte nel nostro territorio nel 26 è assolutamente importante, perché dobbiamo condividere un progetto, essere tutti attori di promuoverlo e di far capire a questo territorio che siamo una provincia olimpica e paralimpica. Cortina fa la sua parte delle gare, ma Cortina non può poi estendere l'azione in tutto il territorio. Olimpiadi che devono coinvolgere tutto il territorio e tutte le età. Questo progetto ha diverse modalità per espandersi nel territorio, che è intanto la divulgazione e il coinvolgimento di giovani attraverso i valori dello sport, eventi sportivi e anche incontri con campioni. Mi auguro, insomma, dopo aver fatto questa riunione, e spero sia la prima di tante, di portare un po' tutte queste azioni in tutto il territorio provinciale. La strada intanto sembra ormai tracciata, a cominciare dalla collocazione del villaggio olimpico, per il quale si era ipotizzata la collocazione a campo, per il quale era stata avanzata la suggestiva proposta dell'ex villaggio Eni a Borca di Cadore, mentre invece la soluzione sembra essere definita in maniera incontrovertibile. Il villaggio olimpico è confermato con l'opzione del noleggio e quindi con un villaggio che poi verrà smantellato anche per non fare occupazione di suolo, per risparmiare, e l'opzione è quella scelta. Si va ovviamente nella direzione di Fiammes, nella zona di Fiammes, ovviamente avendo anche chiuso tutta la partita finanziaria. La sanità anche nel bellunese, la campagna lanciata dal Partito Democratico regionale chiamata Prima è Salute. Lo scopo è quello appunto di chiedere alla Regione di aumentare il numero dei sanitari, soprattutto nel pronto soccorso, e quindi oggi la raccolta di firme del Partito Democratico anche in Piazza Martiri a Belluno. E cifre sono quelle che abbiamo già raccontato presentando questa campagna. Nel 2022 su 29 milioni di prescrizioni sono state erogate soltanto 16 milioni di queste prestazioni, causando una spesa pro capite di 730 euro per prestazione, a quel punto richieste evidentemente alle strutture private. E poi c'è un altro tema importante che riguarda la montagna, quello di trovare un ripopolamento della montagna, ma con i cambiamenti climatici in atto, lo sviluppo climatico, il governo metromontano del territorio, insomma un importante momento di riflessione che è al centro di un convegno. Lei ha parlato di modelli anni 90, mancano i modelli anni 2020? No, manca un modello di futuro, non sappiamo dove stiamo andando perché il pensiero rimane ancorato su una conservazione, su mettere sotto campane di vetro territori che invece hanno bisogno di opportunità, di investimenti, di scelte fatte da chi ci vive. Modelli di sviluppo non al passo con i tempi, se ne è parlato nella seconda giornata del convegno promosso da Confindustria Belluno Dolomiti in Villa Doglioni dal Mas. C'è sempre qualcuno dall'esterno che deve dire cosa deve essere la montagna, cosa devono essere i paesi. Su questo siamo preoccupati perché bisogna alzare l'asticella a partire da chi ci vive, dalle comunità che ci vivono, che dicono cosa vogliono. Se si vuole che la gente resti in montagna, che magari qualcuno decide di venirci a vivere salendo dalla pianura, è indispensabile che i servizi siano adeguati. Non solo strade, ma anche scuole, sanità, fibra ottica e tutto quello che il nuovo millennio richiede. Su questo bisogna capirci cosa intendiamo, non è che portiamo le masse, ci sono persone che vogliono abitarci, che ci devono continuare ad abitare, famiglie che hanno generazioni che ci vogliono continuare, persone nuove che ci vogliono andare a vivere, che hanno bisogno però di servizi, scuole, trasporti e sanità, che vanno ripensati rispetto agli anni 90. La carta ittica regionale in discussione a Belluno. Il presidente della provincia padrina ha incontrato i referenti dei pescatori della Federazione Bacini di Pesca per aggiornarli sulle ultime novità riguardanti il nuovo regolamento che entrerà in vigore dalla prossima stagione. Con l'occasione la provincia ha potuto spiegare ai pescatori anche i progetti di valorizzazione dei 2 centri ittiogenici di Bolzano Bellunese e Tomo, strutture nelle quali viene allevata la trota marmorata del ceppo piave, specie autoctona dei corsi d'acqua bellunesi. Per i 2 impianti sono stati investiti complessivamente 1,4 milioni di euro derivanti dai cofinanziamenti del Fondo Comuni Confinanti regionali, oltre a fondi provinciali per quasi 500.000 euro. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo. Allora vi ricordo domani alle 11 la diretta della staffetta dell'umanità che potrete vedere appunto in diretta
fino alle 13 e poi la nostra prima edizione domenicale. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Pressione in diminuzione, il tempo tende a peggiorare progressivamente nel corso di domenica 7 maggio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto il tempo risulterà variabile con maggiori tratti di sereno in mattinata, a seguire qualche nube specie sulle zone montane e pedemontane, dove saranno anche associate a precipitazioni sparse, possibili poi fin verso le zone limitrofe. Temperature in ulteriore lieve aumento, minime tra 11 e 14 gradi, massime tra i 21 e i 26 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà soleggiato, poi nel pomeriggio nuvolosità sui monti ma un po' ovunque, con probabili rovesci e con qualche temporale in locale sconfinamento anche alle pianure circostanti. Temperature minime sui 14 gradi, massime sui 23-24 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove anche in questo caso avremo il sole inizialmente, poi precipitazioni sparse, specie a partire dal tardo pomeriggio sera. Temperature minime intorno ai 14 gradi, massime sui 22-24 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.